applauso per il Giovanni di Duese. E questo momento importante di canto ma anche di transizione di cultura viene sottolineato anche con questa sorta di passaggio di staffetta, i più adulti che vogliono portare i più giovani in questo mondo di cultura, di musica e di canto. Stasera avremo il piacere di ascoltare i componenti del coro Padente e successivamente anche i bambini della classe quinta elementare che, grazie alla loro maestra Monica Lotto, hanno preparato alcuni brani e avremo modo di ascoltarli anche insieme al coro Padente. Iniziamo, se siamo pronti ci possiamo anche disporre per iniziare i brani, perché questo concerto verrà aperto proprio dai padroni di casa con alcuni canti che trattano appunto il tema natalizio. Tutti voi sapete che c'è stato un grande poeta berghindese vissuto nel Novecento, il quale è andato oltre quelle che erano le leggi che vigevano nel periodo in cui aveva vissuto, dove voleva che la lingua sarda fosse utilizzata per cantare a tutti i sardi la gioia del Natale. Ed è così che Pedro Gasu ha scritto una serie di canti che hanno accompagnato a partire dal 1927 quelli che erano i Natali di tutta la Sardegna. Gli amici del coro Padente, con una armonizzazione del maestro Ivano Margiola, che salutiamo con un applauso. Con un brano di Pedro Gasu, appunto, con la presentazione di Ivano Margiola, In stanotte profonda.